Buonasera amici di Gigi Ferro Team. Questa sera siamo al ristorante al lago di Solesino per la seconda selezione di Una ragazza per il cinema. Ma non solo, infatti come potete vedere alle mie spalle ci sarà anche non solo Miss, quindi non solo le nostre giovani ragazze, ma anche le nostre lady. Io sono interessatissima e non ho mai visto questo concorso, è la prima volta, non vedo l'ora, però io questa sera mi troverò in giuria. Chissà come andrà, chissà come andrà. Non vedo l'ora quindi di scoprire le fasciate che staccheranno il pass per la finale a Taormina. Restate connessi con me e noi andiamo a scoprirle. Ed eccoci qui, ora mi trovo con Massimo Tiberto, organizzatore regionale per la Regione Veneto di Una ragazza per il cinema. Buonasera. Buonasera a lei, grazie. Allora, visto che per me è la prima volta che vengo a vedere Una ragazza per il cinema, magari c'è anche qualche amico che non sa come si svolgerà questa serata. Mi racconti un po' che cosa faremo questa sera? Intanto buonasera a tutti, grazie ancora di essere qui con me. Niente, questa sera c'è una selezione, la seconda selezione di Una ragazza per il cinema e non solo Miss. Il concorso nazionale di Una ragazza per il cinema sarà la finale dal 4 al 9 settembre. Stasera vedremo sfilare 14 ragazze. La prima uscita sarà un'uscita elegante, la seconda uscita sarà uscita casual e la terza uscita in costume da bagno. Bene, e come ho fatto notare prima, nella nostra apertura abbiamo non solo Miss. Esatto. Cos'è invece non solo Miss? Mi sono inventato non solo Miss per dare una possibilità anche alle ragazze dai 26 anni, insomma, non c'è un limite d'età alla bellezza. E quindi ci siamo inventati questo concorso per far partecipare appunto le donne. E anche qua è lo stesso ragionamento delle Miss. Anche qua loro usciranno sempre con le loro 3 uscite, elegante, casual e costume da bagno. Perfetto, insomma, quindi i giurati, me compresa, esatto, avranno molto lavoro da fare. Quante altre selezioni ci sono per il Veneto prima della finale nazionale a Taormina? La prossima selezione è il sabato 27 luglio a Borgo Veneto, località Saletto, e poi avremo la finale regionale sempre qui nella nuova location del lago, nella nuova location del lago segreta dietro le mie spalle. Il 4 agosto ci sarà la finale regionale, appunto Veneto, Emilia e Trentino. Perfetto amici, avete sentito? Se siete di passaggio prenotate, venite a vedere, fatevi, non so, le iscrizioni sono ancora aperte per la prossima tappa? Per la prossima tappa le iscrizioni sono ancora aperte. E allora ragazzi, e non solo ragazze, iscrivetevi, venite, partecipate ai concorsi, divertitevi. Bene, io ho dei doveri da fare, devo andare a sedermi perché esatto, l'evento ormai sta per iniziare. Anche perché sei presidente di giuria. Appunto, aiuto. Mi sento... Essendo presidente di giuria questa sera è un compito molto importante. Ecco, mi raccomando, continuiamo a mettermi un peso sulle spalle, non c'è problema, no, non c'è peso, problema. Figurati. Bene, e ora diamo inizio a questo bellissimo concorso. Vi dà il benvenuto alla presentazione del concorso nazionale Una ragazza per il cinema. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata di selezione regionale di Una ragazza per il cinema, giunto ormai al suo 36esimo anno di vita in ambito nazionale, del quale Max Eventi è esclusivista regionale per Veneto e Trentino Alto Adige e di Non Solo Miss, concorso di Max Eventi dedicato a tutte le donne a partire dai 27 anni. Io vorrei ricordarvi che, prima di iniziare, che le nostre Miss di questa sera sono rese più belle dalle acconciature di DF Talent e dal CAP di Sara Margese, responsabile truccatrice di 4 Elementi Italia. E vorrei un applauso per loro. Grazie. E comincio a presentarvi le nostre Miss, che adesso vedrete nella prima uscita, ovvero nell'uscita elegante, e cominciamo con le ragazze di Una ragazza per il cinema e con la numero 1.
Martina Germanà, ho 17 anni e vengo da Bologna e nella vita frequento l'Istituto Andromandi Rubiani Moda. Buona serata. Proseguiamo con la numero 2. Buonasera a tutti, sono Minella Maria Lucia, ho 15 anni e studio al sociosanitario. Numero 3. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Buonasera a tutti, mi chiamo Marianna Cordani, vengo da Rovigo e ho 15 anni. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The morning is the afternoon. We lay awake in bed. E proseguiamo con la numero 4. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Buonasera a tutti, sono Gioia Graco, ho 15 anni e vengo da Mestre. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay young forever. We'll never have Numero
5. Buonasera a tutti, mi chiamo Febe Cecchettin, vengo da Vescovane, ho 15 anni. E andiamo con la numero 6. Sono Marta Irene, abito a Battaglia Terme e ho 22 anni. E andiamo con la numero 7. Buonasera a tutti, mi chiamo Sandy Carbonic, ho 23 anni e vengo da Venezia. E abbiamo la numero 8. Buonasera a tutti, sono Camilla Breda e vengo da Milano Marittima, ho 16 anni. Numero 9. Buonasera a tutti, sono Bombiero Cristal, ho 21 anni e vengo da Monselice. Numero 10.
tutti, sono Isotta Pescatori, ho 22 anni e vengo da Venezia. Numero 11. Buonasera a tutti, sono Giada Giacomella, vengo da Villa Estense, ho 18 anni. Numero 12. Buonasera a tutti, buonasera giuria, sono Aurora Stocco, vivo a Villa del Conte, ho 17 anni, la mia più grande passione è la danza classica che pratico fin da quando avevo 3 anni e sono una studentessa al liceo delle scienze umane. Numero 13. Buonasera, un saluto a tutti, sono Elena Cavazzina, ho 20 anni, abito a Tribano, sono una ragazza dinamica, intraprendente e creativa, studio digital marketing e la mia più grande passione è disegnare ritratti. Buon proseguimento!
numero 14. Buonasera a tutti, sono Alessia Polese, vengo da Urbano, ho 22 anni e nella vita studio scienze della comunicazione perché spero di diventare giornalista in futuro e per mantenermi faccio la hostess alle fiere. Ritengo una ragazza molto solare, spiritosa, ma quando serve anche estremamente pignola. Grazie mille. Bene, abbiamo ammirato tutte le nostre miss, le nostre concorrenti di Una ragazza per il cinema nella loro versione elegante e adesso passeremo ad ammirare le nostre miss di Non Solo Miss, ovvero il concorso dedicato a tutte le donne a partire dai 27 anni che vogliono esibire e mettere in mostra la loro bellezza e il loro fascino. E come una cosa devo ricordare per la giuria: le nostre Non Solo Miss sono divise in due categorie, Silver e Over. Cominciamo subito con la numero 1. Sono Anna Sarto, ho 42 anni, sono una parrucchiera e vengo da Vescovana. E andiamo con la numero 2. Buonasera a tutti, sono Erika Fusetto, ho 42 anni, vengo da Rovigo, sono commessa e influencer, sono una ASMR artist che faccio tecniche di rilassamento. Grazie mille. Numero 3.
Buonasera a tutti, mi chiamo Deborah, provengo da Bassano del Grappa, mi occupo, come lavoro faccio la commessa in una boutique di alta moda nella mia città, ho 49 anni, come passione mi piace ballare caraibico. E buonasera a tutti, mi chiamo Lucia Vianello, abito in provincia di Padova ma sono veneziana, ho 49 anni e sono insegnante di scuola primaria. Numero 5. Buonasera a tutti, sono Diana Guidera, vengo dalla provincia di Padova, precisamente di Piazzola sul Brenta, ho 56 anni e sono una libera professionista. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Numero 6. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Buonasera, sono Gianna, ho 58 anni e vengo da Urbano. Ti auguro una buona serata. Life lessons come one in a dozen. Heaven gives something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be
te. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Buonasera a tutti, sono Raffaella Ballarin, ho 58 anni, vengo dalla provincia di Venezia e sono titolare di un'autoscuola. Buona serata. E il numero 8. Buonasera a tutti, sono Faken Cristina, sono di Lubano e ho 59 anni. E così abbiamo ammirato anche le nostre non solo Miss in versione elegante. Adesso torniamo alle nostre Miss di una ragazza per il cinema e questa volta le ammireremo in una versione sbarazzina e casual. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Passiamo ora alle nostre non solo miss e partiamo con la numero 1.
Bene, adesso abbiamo ammirato tutte le nostre miss, le nostre non solo miss, in versione casual. Tra poco le vedremo nella sfilata classica, canonica, in costume da bagno. E io direi di andare avanti adesso con la sfilata in costume e cominciamo con le miss di Una ragazza per il cinema e con la numero 1.
le nostre non solo Miss con la numero 1.
Adesso vorrei qui con me in passerella tutte le nostre Miss e tutte le nostre non solo Miss. Intanto però invito la giuria a seguire il nostro Max di Max Eventi per ritirarsi, come si dice in camera caritatis. Accogliamole con un grande applauso. E così andiamo a premiare e cominciamo con le nostre non solo Miss. Allora, intanto vorrei qui con noi in passerella per premiare Simonetta. Vieni qui vicino a me. Mamma mia, sei bella come le Miss però, Allora, Simonetta premierà la non solo Miss Over Spettacolo, che è la numero... Mi faccio un po' soffrire, dai. 5, Diana Guerriero. Vestiamo Diana con la fascia, facciamo le foto di rito, grazie alla nostra Francesca. Le foto di rito credo che le abbiamo fatte. E andiamo avanti con la non solo Miss Over al lago. A premiare abbiamo Fabrizio, Max che è qui, ma vorrei anche Beatrice che sta già arrivando. Bella anche lei come una Miss. Bella la tua faccia, la tua corona, proprio una Miss. La nostra non solo Miss Over al lago è la numero 7, Raffaella Ballerini. Mettiamo la fascia anche alla nostra bella Raffaella. Vedi che brava Beatrice che dirige tutto. Fiori anche per te. Andiamo con le foto di rito e andiamo avanti. E adesso passiamo alla categoria Silver. Qui con me a premiare vorrei Alberto Ferro. Uno dei nostri sponsor storici, uno dei nostri pilastri vorrei dire. Però Alberto, di la verità, non è difficile stare in mezzo a queste bellezze. Per niente. Vero? Allora, pronto? Nato pronto. Allora, la nostra non solo Miss Silver Spettacolo è la numero 1, Andrea Sarto. Complimenti. La nostra non solo Miss Silver al lago. Con me a premiare, scusate, vorrei Fabrizio e Massimo che sono qui, Beatrice che torna qui con la fascia. La nostra non solo Miss Silver al lago è la numero 3, Deborah Toccoli.
selezioni di Una ragazza per il cinema e cominciamo con la fascia spettacolo. Qui con me a premiare vorrei Doris. Pronta Doris? Nata pronta. Allora, la nostra ragazza per il cinema spettacolo è la numero 14, Alessia Bonese. Foto di rito anche per la nostra Alessia. Un applauso a voi. E andiamo avanti con la ragazza per il cinema Portamento. Qui con me rivorrei Simonetta. La ragazza per il cinema Portamento questa sera è la numero 3, Marianna Cordani. Foto di rito. Grazie a Simonetta e andiamo avanti. Nostra ragazza per il cinema in gambe. Qui con me vorrei Alberto Ferro per la premiazione. Allora, la ragazza per il cinema in gambe questa sera è la numero 10, Isotta Pestatori. Andiamo avanti con la ragazza per il cinema Dego. Vorrei qui la nostra Doris a premiare. Eccola qui di nuovo. Allora, vieni pure avanti Doris, mettiti qui al posto mio. La ragazza per il cinema Dego è la numero 12, Aurora Stocco. Andiamo avanti, stiamo salendo alle prime 3 fasce. Adesso abbiamo la ragazza per il cinema Eleganza. Io vorrei qui a premiare Antonio, il nostro, permettetemi di dirlo, elegantissimo Antonio, assolutamente. Cedo il mio posto. La ragazza per il cinema Eleganza è la numero 8, Camilla Breda. Grazie. Allora, andiamo avanti. Abbiamo la fascia ragazza per il cinema moda. Qui con me a premiare vorrei Davide. Eccoci qua, ti cedo il mio posto Davide.
Mettetevi uno di qua, uno di là, dai. Lasciatemi al centro. Andiamo a incoronare la ragazza per il cinema al lago. E abbiamo qui già Fabrizio e Max e vorrei anche Beatrice qui. Vi faccio morire ancora un pochino con un po' di suspense, dai. Allora, ragazza per il cinema al lago questa sera è la numero, dove siamo insieme? Dai! È la numero 13! È la Cavazzina! Ferme qui ragazze perché adesso Francesca distribuirà un fiore a tutte le non fasciate che sono senza fiore, quindi dai un fiore a tutte le non fasciate. Tu sei qui con noi. Siamo arrivati alla fine, ripeto a tutte, grazie ancora. Vorrei veramente una foto di gruppo. Siete tanto. Sia chi, come ho detto prima, sia per chi non ha vinto, per chi ha vinto, siete tanto. Grazie. Noi vi aspettiamo per le prossime serate, intanto vi ringraziamo di essere stati qui, forza ragazze partite, andate tutte e poi le fasciate ritornano qui che dobbiamo fare tutte le foto per le premiazioni. Grazie a tutti, buona serata! Eccoci qua, come vi avevamo anticipato all'inizio del video, abbiamo qui la prima Miss classificata del concorso Non Solo Miss. Lei è? Ambra Sarto. Cosa fai nella vita? Sono una parrucchiera. E hobby, passioni? E mi piace nuotare, vado in piscina, vado spesso a camminare e poi faccio la mamma. Ah, ecco, faccio fare la mamma, direi che è uno sport a sé stante, esatto. Quindi perfetto. Contenta di aver ricevuto questa fascia? Felicissima, felicissima. Perfetto, allora io ti lascio, la lasciamo, amici, sono tantissime, dobbiamo essere veloci. Buonasera, ciao. Non Solo Miss del ristorante Lago Solesino è Raffaella, la vincitrice di questa sera. Raffaella, cosa fai nella vita? Ho un'autoscuola. Ma di tua proprietà o Sì, ci sì. insegni? No, di tua proprietà. mia proprietà. Quanti ragazzi hai più o meno circa che ti vengono là? Ti prego, salvami per favore. Ne ho Sono tanti. bocciatissimo, devo passarlo. Tanti, ma tanti anche bravi ragazzi, sono promossi, quindi tutto bene. Ecco, bene, quello è l'importante. Ti aspettavi la vittoria stasera? No. No, infatti sì, si è visto dalla reazione. Oh. Perfetto. Sono comunque molto contenta di aver. Lo immagino, quindi ti vedremo in finale. Sì, credo di sì. E noi continuiamo con le altre categorie. Buona serata. Ora sono qui con la seconda classificata di Non Sono Miss Over. Buonasera. Buonasera. Lei è? Diana Guerriero. Cosa fai nella vita? Sono una libera professionista. Hobby, passioni? Hobby, la fotografia e passerelle, tutto quanto. Hobby, passerella, fotografare, passeggiare.
Da quanto tempo è che calchi queste passerelle? Un bel po' di anni. Un bel po' di anni, sì. Allora, noi ti vediamo alla finale e noi passiamo alla vincitrice di questa categoria. Buonasera a tutti, sono Totene Deborah, ho 49 anni, provengo da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Nella mia città mi occupo di moda, sono una commessa su una boutique della mia città di alta moda e come hobby ho l'hobby delle passerelle, dei concorsi di bellezza. Mi piace moltissimo ballare latinoamericano, caraibico e come passioni ho anche la pittura. Perfetto, ha fatto tutto lei, io non ho dovuto dire una parola, meraviglioso. Ti aspettavi la vittoria questa sera? Allora ti dirò, mi piace la competizione, quindi sarebbe stata gradita per me una numerosa diciamo carrellata di ragazze, però sai, nelle aspettative c'è sempre la voglia di vincere, è arrivata. Bene, allora io ti faccio le nostre congratulazioni, ti vediamo alla finale. Ok, vi ringrazio, buona serata a tutti. Grazie. Apriamo questa carrellata di fasciate di questa sera con Miss Spettacolo per una ragazza per il cinema con Alessia. Buonasera. Buonasera a tutti. Dimmi un po', parlami un po' di te, chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita, hobby. Allora, io mi chiamo Alessia Polese, ho 22 anni, sono di Rubano, quindi a Padova, e nella vita studio scienze della comunicazione perché spero di poter diventare una giornalista in futuro e nel frattempo per mantenermi gli studi lavoro come hostess alle fiere e agli eventi perché mi piace molto poter parlare le lingue straniere. Quindi sei una ragazza molto impegnata, diciamo. Diciamo che il tempo libero è poco, però quando c'è mi piace far parte di questi eventi perché mi dà libertà di esprimermi, di sfilare con vestiti bellissimi e sentirmi importante per una serata. Perfetto Alessia, allora io ti faccio le mie congratulazioni. Grazie. E noi proseguiamo. Buona serata. Bene, lei la conosciamo già, ciao, arrivederci, è stato un piacere, addio. Però purtroppo c'è chi non ti conosce, quindi abbiamo la nostra Miss The Go, che questa sera è la nostra Aurora. Buonasera. Buonasera. Per chi non sa chi tu sia ed è la prima volta che capita in un nostro video male, iscrivetevi. Iscriviti, dimmi chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita. Sono Aurora Stocco, ho 17 anni, fra pochissimo 18, abito a Villa del Conte. Sono una studentessa al liceo delle scienze umane e a settembre andrò in quinta. Ho scelto questo indirizzo perché da grande vorrei diventare un'insegnante e la mia più grande passione è la danza classica che pratico fin da quando avevo 3 anni. Un'insegnante di lingue. Bene, poi magari amici ci vedrete insieme, io come insegnante di italiano, lei come insegnante di lingue, ci metteremo in combutta. Tremate. Aurora, io ti lascio andare, noi proseguiamo. Perfetto, ciao. Miss Eleganza per una ragazza per il cinema veneto è? Camilla Breda. Cosa fai nella vita, hobby, passioni, fogli di giornale? A fine di questa serata me lo ripeterò nella testa finché non mi addormento. Studio a un liceo quadriennale però a Forlì. A Forlì? E tu sei di? Milano Marittima. Allora, fermiamoci già un secondo. Tu adesso da Milano Marittima sei partita e sei venuta qua a Solesino. Esatto. Bene. Durante il periodo scolastico tu sei a Forlì? Sì. O fai Milano-Forlì? No, faccio Milano Marittima che è a 30 minuti a Forlì. Ok. E vado ogni giorno a scuola. Boh. 30 minuti? Sì. Che 2 scatole. Io ne facevo 10, mi sembrava una vita infernale. Grazie dei miei genitori. Ecco, perfetto, ottimo. Buongiorno genitori, buongiorno. Cosa vuoi fare nella vita da grande, così? Voglio andare a studiare medicina a Milano. Medicina a Milano? Beh, tosta, Per andare a lavorare negli obitori. Basta, me ne vado. Questa non me l'aspetta. Scusate, la stiamo tenendo un po' di più. Ma scusami, giusto per sapere, come mai? Perché penso che puoi lavorare sui corpi e non avere troppe responsabilità. Praticamente non vuole diventare una serial killer, mamma, io non so se... Ok, perfetto, va bene, io ti lascio andare, spero di non capitare nelle tue mani, sinceramente. Continuiamo. Facciamo la fotina lì, dammi il microfono. Ripetiamo insieme a me cosa vi danno da mangiare. Cosa mangi tu per essere così alta? Che io alla tua età ero ancora più bassa di ora. Ma in realtà niente in particolare, ma forse perché mio papà è alto.
Ecco, genetica, io lo Esatto. sapevo, avere la mamma bassa mi avrebbe fregato. Bene, Miss Portamento, tu sei? Marianna Cordani, ho 15 anni, vengo da Lugia, un piccolo paese in provincia di Rovigo. Frequento il liceo linguistico e da grande vorrei diventare una supermodella ma anche una dentista. E conciliamo le due cose? Esatto. Sarà interessante, Marianna, ti seguirò, ti seguo, voglio vedere come farai perché sono davvero curiosa. Bene. Tutte e due le mansioni sono completamente l'opposto, devo dire. Sì. Dire che ho la dentista supermodella, Marianna ti scrivo, vabbè, quando tu avrai il tuo studio mi scrivi. Ok. Ok, e io vengo da te, va bene? Ok. Perfetto. Ciao Marianna. Ciao. Miss Moda questa sera è Crystal, me lo ricordo questo nome però, ogni tanto i nomi me li ricordo ragazzi. Ciao Crystal. Ciao. Chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita? Allora, io sono Crystal Vomiero, vengo da Monselice, nella vita studio psicologia nell'Università Niccolò Cusano e nel mentre cerco di prendere qualche soldo lavorando come cameriera. Bene, brava, si fa così, si fa così, bisogna lavorare purtroppo finché non troviamo il miliardario, Filippo non ascoltare. Sono io il mio miliardario. Ah, bello, bello, questa mi è piaciuta, una self-empowerment woman, te l'aspettavi questa fascia questa sera? Oddio, no, perché c'erano tantissime ragazze bellissime, io le vedevo dietro le quinte e si preparavano, ero incantata a guardare tutte praticamente, ero soltanto concentrata a divertirmi. Bene, allora complimenti, devo dirti che ho visto il tuo fandom messo lì nell'angolino, quando hai preso la fascia è stato un momento molto gioioso, volevano urlare ma secondo me non hanno avuto il coraggio. Si sono contenuti. Si sono un po' contenuti, però li ho visti e di che ho gli occhi dappertutto, vabbè non importa, sto sclerando, ciao Crystal, buona serata. Grazie mille. E Miss al Lago questa sera è Elena. Piacere, un saluto a tutti, io abito a Trivano, ho 20 anni e sono super lieta di aver preso questa fascia. Dimmi anche il tuo codice fiscale, nome e cognome cortesemente. Io sono Elena Cavazzina. Quanti anni hai? 20. Cosa fai nella vita? Studio digital marketing e comunicazione, quindi vorrei occuparmi in futuro dei social media o dei brand, quindi magari diventare social media manager per dei brand o per insomma magari anche degli eventi. Ormai il mondo social è dominante. Esattamente. Effettivamente, infatti anche noi di GD Ferro Team siamo qui, abbiamo il nostro Instagram, il nostro Facebook, il nostro YouTube. Non ve lo sto dicendo a caso amici, per cortesia. Te l'aspettavi di vincere questa sera? Allora, mi aspettavo di ricevere una fascia, però non la prima, quindi è una grandissima bella soddisfazione. Bene, però è bello comunque che certe volte le miss mi dicono no, non me l'aspettavo, poi magari le sento parlare con la mamma, e beh, era ovvio. Invece lei, bravissima, onesta, mi ha detto sì, una fascia sì. Elena, io ti faccio i complimenti. Ci vediamo alla finale. Allora non chiudiamo la nostra serata con la nostra bellissima Elena e la mandiamo a casa. Ora facciamo la nostra chiusura con il nostro Massimo Tiberto. Sono stanco. Anche noi tantissimo. Allora, com'è andata questa serata? Benissimo. Benissimo. Oh, no. Infatti abbiamo visto un sacco di miss, abbiamo visto le over, abbiamo visto le silver, una serata veramente molto molto bella, molto dura per i giudici che però alla fine hanno fatto il loro dovere unanimamente, non ci sono stati intoppi, siamo stati tutti felici e contenti. Posso dire che mi dispiace per te, ma è stata veramente dura questa sera. Sì, questa tu sera te ne sei resa conto. Assolutamente sì, questa sera veramente se la sono battute tutte lì, è stata molto molto dura decidere le fasciate di questa sera. Allora Max, noi diamo appuntamento ai nostri amici per la prossima tappa. Sì, ci vediamo il sabato 27 luglio a Borgo Veneto, località Saletto. Vi aspetto veramente in tanti perché questa manifestazione merita veramente. Ecco amici, lo avete sentito, presentatevi il 27 e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao ciao!